Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo sono terminate ed al di là delle percentuali ottenute da vincitori e vinti, a destare maggiori perplessità sono i dati dell'affluenza alle urne da parte degli aventi diritto al voto. Un calo riscontrabile a livello nazionale, ma che ha registrato un vero flop di affluenza al sud Italia, con la Sicilia tra le ultime regioni. Nella città di Agrigento il calo avvertito rispetto alle elezioni del 2014 è quasi del 4,52%. Dati non particolarmente significativi, alla cui base tuttavia vi sta un particolare fatto: l'impossibilità dell'agrigentino fuori sede di poter esercitare il proprio diritto al voto. Tanti gli studenti che avrebbero voluto votare e che hanno espresso attraverso i social il proprio dissenso per tale ingiustizia e che li ha privati di partecipare alla costruzione di un'Europa migliore. Al di là di questo dato, che giustifica in parte la scarsa affluenza ai seggi, è bene affermare che sono stati tanti i giovani in sede nell'Agrigentino che hanno deciso di esercitare il proprio voto, sentito fortemente quale diritto e dovere, e pur trattandosi, su dichiarazione di alcuni, di voti espressi con difficoltà, vedendosi con fatica rappresentati dagli attuali partiti. Questo senso di sfiducia ha d'altro canto portato altri ragazzi a rinunciare al voto, mossi anche da una grande disinformazione della realtà europea. Queste testimonianze dovrebbero far riflettere chiunque, in particolare le istituzioni, perché coloro che sono definiti il futuro del paese ad oggi vengono lasciati ai margini del sistema.